Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Domenica 6 giugno, Noventa Vicentina ha ospitato la 20ª edizione del Bianchi Day, organizzato dal registro storico Edoardo Bianchi. Oltre un centinaio di moto, costruite tra il 1920 e il 1960, hanno pacificamente invaso il centro cittadino. Con il loro inconfondibile rumore d'altri tempi, vera colonna sonora della manifestazione, hanno suscitato memorie e ricordi. La Bianchi, fondata a Milano nel 1885, dalle bici ha progressivamente esteso il proprio campo di attività alle moto e alle auto, costruite fino agli anni 60. Marchio di fabbrica, più che l'aquila ad ali spiegate, con sovraimpresso il nome Bianchi, è sempre stato, e lo è tuttora per le bici, il famoso colore verde acqua, da sempre chiamato Celeste Bianchi. Nel 1926, Tazio Nuvolari, con la leggendaria Freccia Celeste, 350 di cilindrata, vinse tutto quello che c'era da vincere. Oltre 100 moto, sidecar, provenienti da tutto il nord Italia e anche da paesi europei. Se l'aspettava? No, sinceramente no. È una grandissima soddisfazione questa, perché è il 20° Bianchi Day, un bel traguardo che abbiamo raggiunto e vedo che gli amici bianchisti sono sempre più affezionati a questo ritrovo, a questa occasione, perché appunto, come diceva lei, ci sono persone che sono venute dalla Germania, dalla Svizzera e anche da Bari, che hanno fatto 800 km per passare una giornata in compagnia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Bianchi ha contribuito alla motorizzazione del paese, uscito distrutto dal conflitto, con moto di piccola cilindrata e, segno dei tempi, con l'Aquilotto, in pratica una bici con un piccolo motore ausiliario. E proprio nel campo delle bici la Bianchi ha ottenuto i maggiori successi con campioni quali Girardengo, Pantani e in particolare Fausto Coppi, il campionissimo, per le cui straordinarie imprese negli anni del secondo dopoguerra il radiocronista Mario Ferretti ha coniato l'espressione, entrata nella storia, un uomo solo al comando. Le sue gesta, a 50 anni dalla morte, sono ancora vive nella memoria collettiva. I partecipanti al raduno hanno approfittato dell'occasione per visitare la collezione di bici del noventano Luigino Cenzi, una delle più importanti per la storia e l'evoluzione delle due ruote. Collezione che racchiude esemplari da fine Settecento agli anni '80. Buongiorno. Buongiorno. Luigino Cenzi, noventano, collezionista di bici per caso. Sì, è vero, sono partito per caso restaurando la bici di mio padre, che era una sarebbe stata a quel tempo una bicicletta prestigiosa. Poi, un po' alla volta, ho fatto i grandi mercati, perché frequentando i mercati ho visto che non c'era solo la Day o la Bianchi, c'erano biciclette specialmente francesi e inglesi che sono stati i primi a partire e a fare le biciclette. Questo quadriciclo del 1885 sì, contiene alcune soluzioni che verranno poi adottate dalle automobili. Sì, è vero. Questo è inglese, è un Quadrant. Le soluzioni di questa è il fatto che ha il movimento, i braccetti, che anche nelle macchine il movimento è questo. Qui hanno copiato da questo, perché questo è il 1885. Poi anche il fatto del freno a tamburo che tira la fassetta. Comunque sono due evoluzioni copiate dalle macchine. Di Cenzi si è occupato anche Patrizio Roversi in una puntata del programma Tutto fa storia, ovvero gli oggetti che hanno fatto la storia, in onda su History Channel nel 2009. Al termine della visita, foto di gruppo e ritorno a casa.